Il fit walking è un'attività spettacolare, eccezionale, perché permette a tutti di praticarla. È un'attività che parte da una cosa molto semplice, da una cosa adatta a tutti, che è il cammino, perché tutti camminiamo. E attraverso il cammino, naturalmente con una tecnica, con una metodica, con determinate gestualità di carattere sportivo, si arriva a un'attività che è completa, un'attività sportiva che ha tantissimi benefici, perché col fit walking si riesce appunto ad avere delle intensità che vanno da molto ridotte a intensità anche abbastanza intense, e quindi si va a lavorare sia sulla struttura esterna, quindi a livello strutturale, a livello muscolare, lavorano, pensate, fino quasi al 100% dei muscoli, e anche a livello organico si va a dare degli stimoli che portano a dare dei miglioramenti sull'apparato cardiocircolatorio, quindi andiamo a migliorare i valori ematici, i valori pressori, andiamo a migliorare tantissime cose. Oltretutto si sta bene, è un'attività completissima, è un'attività che si svolge all'aria aperta, quindi ci sono anche i vantaggi dell'aria aperta, del territorio, del vivere il territorio, del stare in mezzo alla natura, anche del stare insieme. Si può chiacchierare, perché dipende naturalmente dall'intensità che gli diamo, e quindi un'attività completa. Questa è un'attività che va imparata come tutte le attività. Fit walking infatti vuol dire camminare per la forma, ed esistono delle scuole. A Sassari siamo molto strutturati su questo, abbiamo diverse scuole, tra le quali esiste la Scuola Sarda del Cammino, che esiste quasi 15 anni ed è un centro di insegnamento del cammino sportivo, soprattutto del cammino fit walking. Attraverso la Scuola Sarda del Cammino puoi accedere a questa disciplina, puoi praticare questa disciplina. Facciamo attività infrasettimanale, facciamo attività anche nei fine settimana, e anche con WISP abbiamo dei corsi di fit walking, anche qui infrasettimanali, ce n'è un po' per tutti. Facciamo diverse attività sempre con la WISP. Fit walking, spendo un'altra parola, idea avuta dai fratelli da Milano, ex marciatori olimpionici. Negli anni 2000, intorno al 2001, idearono questo progetto fit walking, che diciamo così si agganciò alla marcia atletica. La marcia atletica complessa, abbastanza estrema, il fit walking alla portata di tutti. Diciamo un po' la differenza tra quello che è lo sport e l'agonismo e quello che invece è il fitness e il benessere. Domenica fit walking della vita in realtà sarebbe l'11ª edizione, ma abbiamo dato un nuovo format. Questo nuovo format parte da quest'anno e parte alla grande, perché parte col gemellaggio con il fit walking del cuore dei fratelli Maurizio e Giorgio da Milano. Il fit walking del cuore è un evento che esiste dal 2003, se non vado errando, o giù di lì, ed è un evento che ha portato a camminare negli anni, pensate, quasi ogni anno, circa 11-12 mila persone. Negli anni il fit walking del cuore è riuscito a dare in beneficenza quasi 800.000 euro attraverso un format che fa sì che le associazioni collaborino con l'organizzazione del fit walking e si portino a camminare tante persone, sia un qualcosa di divertente, festoso e inclusivo. E il fit walking della vita si aggancia proprio al fit walking del cuore di Saluzzo. Da Saluzzo a Sassari l'abbiamo chiamato, e quindi il gemellaggio dal fit walking del cuore al fit walking della vita. Facciamo la stessa cosa, coinvolgiamo le associazioni umanitarie locali, ce ne saranno tantissime, trovate tutte le associazioni nel nostro sito scolasarda.com, su Facebook nell'evento Fit Walking della Vita, e attraverso le associazioni ci si può iscrivere, e parte del ricavato va alle associazioni umanitarie. È molto importante perché si cammina insieme, si cammina per arrivare a un obiettivo per tutti, l'obiettivo è la vita proprio, quindi le associazioni, parte inclusiva appunto del progetto, punto di iscrizione satellite dell'evento,
ripeto, dalle quali ci si può iscrivere e attraverso loro finanziare le loro attività, camminare insieme, divertirsi, stare insieme. È un po' quello che dice lo slogan dell'evento: cammina per stare bene, cammina per fare del bene. Ci vediamo domenica, Fit Walking della Vita, dalle 9, Piazza Eroi dell'Onda, Porto Torres. Alle 9:30 ci sarà il riscaldamento guidato, riscaldamento musicale, alle 10 si partirà. E non scordiamo che sabato stage del cammino dalle 16:30, avremo degli ospiti particolari, avremo tanti istruttori che faranno vedere e insegneranno i rudimenti di questa disciplina, e a seguire alle 18:30 ci sarà una conferenza medico-sportiva sull'importanza dell'attività fisica e del cammino per il benessere, per la prevenzione e per la salute. Ci vediamo 25 e 26 aprile, Porto Torres, Fit Walking della Vita. Ciao a tutti, vi aspetto.